Altre avventure vedono invece un Veneto isolato, da solo, populista, per cui credo che delle volte in politica bisogna anche mettere davanti i valori del proprio credo rispetto ai propri interessi. I popolari trovano il loro spazio e lo riempiono di contenuti e persone. È proprio la definizione che usa Marino Zorzato, vicepresidente della Regione Veneto, e con il nuovo centrodestra transitato insieme all'Unione di Centro verso la lista Tosi per queste elezioni regionali. Perché credo che saremmo importanti, determinanti, soprattutto sui valori e sulle cose da fare. Siamo concreti. Non facciamo promesse che non possiamo mantenere, sottolinea Zorzato. Il nostro Veneto non guarda indietro e non concepisce liti interne al partito. È la casa dei moderati del futuro, un'aggregazione di tutti quelli che bene o male sono ormai sparpagliati in tante stanze, in tante case, ma che è necessario per poter contrastare la sinistra di Renzi e l'estrema destra di Salvini. È necessario mettersi assieme. L'area popolare oggi in Veneto con Tosi si è presentata partendo da un Veneto come laboratorio nazionale per ricreare un'area moderata di centrodestra. Durante la presentazione della lista c'è stato anche un breve passaggio sul tema dei profughi. Non risolvi il problema dei profughi se non vai in Libia a fermare l'esodo, ma non con le parole, con i fatti, creando una zona franca.